C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, ben trovati, un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io speciale C'era una volta. Guarda che bello, oggi siamo qui davanti al caminetto con gli attrezzi che si utilizzavano in cascina una volta. Però l'attrezzo che vogliamo raccontarvi in apertura di puntata è questo, guardatelo. Tu Federica lo riconosci? Io certo che lo Ma riconosco. sì, figurati. Ma Questo lei è il trepè? è il trepè. Trepè. Tre piedi, Sì. Due servivano da base e uno come, diciamo, questa specie di incudine per infilare la calzatura da riparare, perché una volta, amici, insomma, non è che si cambiavano le scarpe con la stessa frequenza con cui si cambiano oggi, vedi? C'era più sobrietà, più attenzione, meno consumismo, si aggiustava, si sistemava e si utilizzava il trepè. Sì. Era bellissimo, ce l'ho io a casa. Sì, ce l'ho io. Vediamo un po' piuttosto come sono andate le cose in centro, Fede. Qui in piazza Paolo VI con Marina. Ciao, Marina. piacere. E Natalina. Bresciane? Sì. Della città. Sì, esatto. E tu? Io proprio no, da Napoli. Da Napoli, che fai qui? Lavoro. Lavori. È venuto a trovare Natalina, Esatto, tra l'altro. lei sa che io sono sola. Esatto, siamo sole Arriva da entrambe. Che bella l'amicizia che non ha confini, non ha distanze. Allora, occhio a questa immagine. Che cos'è in italiano questo? Beh, anche a Napoli si sarà usato, no? Una volta si usava nelle nostre campagne, i nostri contadini, ma magari ancora adesso qualcuno... Nel mio italiano è il fiochel. Il fiochel in dialetto, quindi. Brava, quindi lei ha già anche esaurito il quiz. Saata o fiochel? Come si dice? Saata o fiochel? Fiochel. La saata, che cos'è? La ciabatta. La ciabatta, non c'entra nulla. Quindi fiochel è il falcetto. Il falcetto per tagliare l'erba. Esatto, Ecco, per tagliare l'erba, sì. Le cime anche del grano turco, ad esempio, si utilizzava, no? La parte superiore dello stelo. Chi l'aveva in mano, perché Era un'arma. è un'arma. Un attimo che poi finisce malissimo, no? Va bene, è proprio quello, è il fiochel. Grazie, buon proseguimento. serata. Arrivederci. Je vest? Che la sciura lì, uno dopo il fiochele. Ho visto. Fiochelato, Se la sono cavata bene. Adesso c'è un altro oggetto, anche questo molto divertente e carino. Bellissimo. Allora, la curidura o andarina. Provate a guardarlo, vi ricordate a cosa serviva questo? Dai, è abbastanza facile, vedete? Insomma, le donne di una volta erano impegnate molto in casa, non potevano seguire i bambini, vero Federica? E allora Deterli. si dovevano arrangiare, divertirsi e camminare un po' avanti e indietro. Come facevano? Lo facevano con questo strumento di legno, lo vedete? Che durante l'inverno stava in casa, magari in estate sotto il portico, il cortile. E il bambino come si metteva dentro? Che faceva lì? Lo infilavi Sì. nel buco, poi mettevano della cera, delle candele per fare avanti e andarelo tutto avanti, senza le scarpine. Certo, E là però camminare un po' che non mi tallato che si sta godere. Va bene, vedete, i bimbetti sgambettavano avanti e indietro in questo andarino. Vabbè, sono strumenti ormai non più utilizzati, che i pedagogisti peraltro ora non approvano neanche più, perché c'è tutta... in forma, sono stati rifatti, reinventati. Va bene, speriamo vi sia piaciuta anche questa puntata con gli oggetti che vi abbiamo raccontato, magari vi hanno fatto venire alla memoria, insomma, i bei tempi andati dei nonni o dei bisnonni, e ci rivediamo alla prossima puntata qui dal Museo della Civiltà Contadina. Ciao! C'entro anch'io.